Stamattina abbiamo portato le ragioni della mobilitazione dei lavoratori del comparto del multiservizi di fronte alla prefettura. Il prefetto ci ha ascoltato le organizzazioni sindacali e la rappresentanza dei lavoratori e si è impegnata a fare da tramite per informare il Ministero dell'Interno. Dal prefetto abbiamo rappresentato la situazione del comparto. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di lavoratori che, ritenuti essenziali durante i mesi della pandemia, si occupano prevalentemente di sanificazione di siti ospedalieri, dei nostri enti pubblici, dei trasporti, e pensiamo a quanto importanti siano in questo momento. Attendono risposte sul contratto nazionale da quasi 7 anni e in questi 7 anni non hanno avuto nessun tipo di aumento retributivo. Pretendiamo dignità anche per loro. In Veneto stiamo parlando di circa 60.000 lavoratori che sono impegnati quotidianamente nella sanificazione dei siti ospedalieri oppure sono impegnati negli appalti terziarizzati degli enti pubblici, dalla custodia e guardiania delle biblioteche, dei teatri molto spesso, quindi lavoratori che hanno professionalità molto elevate. Durante i mesi della pandemia li abbiamo tutti applauditi perché vi ricordate quanto importanti siano stati e quanto al centro dell'opinione pubblica. Crediamo e ribadiamo che debbano avere risposte per un contratto collettivo nazionale di lavoro all'altezza delle aspettative e che soprattutto premi questa professionalità e dia risposte sul reddito, perché sono lavoratori che aspettano aumenti retributivi da 7 anni. Molto spesso sono soggetti ai cambi appalto e sappiamo quanto spesso i cambi d'appalto da un'azienda all'altra o da una cooperativa all'altra possono determinare ricadute rispetto al reddito da lavoro e al proprio stipendio, e oltre a questo sono spesso soggetti a orari part-time e a condizioni lavorative di scarsa qualità. Questo contratto nazionale vogliamo che dia una svolta, non ci aspettiamo scambi impropri con le aziende e pretendiamo che ci sia invece un adeguamento dei minimi retributivi e quindi degli stipendi e un riconoscimento delle professionalità e un rafforzamento della clausola sociale in caso di cambio appalto.